Sesta corsa, premio Steel Pool Cantieri. Sono cavalli anziani a distanza dei 2060, corsa d'handicap, sono 3 al primo nastro, mentre sono in 6 a 2080, quindi partenza con i nastri sulla retta opposta. Andiamo a leggere lo schieramento con l'1 Untouchable LG, Luca Lovera, 2 Top Souls, Vincenzo Piscuoglio, 3 Vento da Barco, Andrea Bigliardi. A 2080, 4 Una Bomber Cup, Marco Stefani, 5 Vita Bread, Gennaro Pacileo, 6 Sheridan Treb, Adrian Gioni, 7 Visipan, Salvatore Valentino, 8 Tilde Mati, Emanuele Ossani, 9 Vento del Pino, Roberto Vecchione. Cavalli che ormai si stanno preparando nel pistino interno, stanno ormai tutti entrando, si stanno sistemando. Ricordiamo 3 al primo nastro e 6 al secondo, cavalli agli ordini dello starter. Pronti? 1, 2, 3. Buono il primo segnale, aveva girato bene Untouchable LG, ma poi si è gettato di galoppo e quindi Numero Tops 1 Holz Untouchable LJ in squalificato. vantaggio su Vento da Barco. Poi vediamo qualche rottura. Tanto Numero 200 8 metri Tildemati in 16 e mezzo squalificato. era Tildemati di galoppo, quindi in vantaggio Vincenzo Piscuoglio con Tops Holz, la mette sul ritmo. Davanti, seconda posizione Vento da Barco a precedere Una Bomber Cup, poi Sheridan Treb a precedere Vita Breed e poi vediamo Roberto Vecchione con Vento del Pino in quinta posizione, in sesta posizione. 600 passati in 47,8 con Top Souls che è ancora a buon vantaggio. Vento da Barco è un paio di lunghezze, precede Una Bomber Cup, intanto Top Souls l'ha messa sul ritmo e percorre un primo giro in 1.33. L'allievo di Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata è sempre in vantaggio, figlio di Ganymede. Tanto si muovono dalle retrovie Vento del Pino che però ha trovato l'anticipo di Una Bomber Cup e chilometro va bene 1.19,4, secondo passaggio davanti alle tribune, sempre in vantaggio Top Souls mentre proseguono le scaramucce a centrogruppo con Vento del Pino che alla fine dà il parziale, affianca Vento da Barco, 14,5 qui davanti alle tribune, sempre Una Bomber Cup in quarta posizione a precedere Sheridan Treb. Siamo ormai sul finire dell'ultima curva, frazione passata in 15 secco da parte di Tops Holz. Vento del Pino ora prova a respirare in terza posizione alla corda e a ricaricare le pile. Intanto Vento da Barco è sempre lì secondo e accenna addirittura a spostare l'allievo di Andrea Bigliardi. Poi avanza Una Bomber Cup con Marco Stefani, ancora tutto da giocare. Top Souls sempre in vantaggio su Vento da Barco e Una Bomber Cup affiancati. Poi Vento del Pino ha spostato al largo anche Sheridan Treb. Siamo a poco più di 200 metri dalla conclusione, ultima curva passata in 15,3, si presenta in vantaggio Top Souls, si butta di dentro Vento del Pino che però si getta di galoppo, è Vento da Barco quindi che ci prova, ma Top Souls riesce ancora a difendersi e viene a vincere su Vento da Barco. Poi al terzo Una Bomber Cup, il doppio di Vincenzo Piscuoglio dell'Annunziata alla guida al training di questo figlio di Ganymede che coglie la sua quarta vittoria in carriera per il signor Gaetano Lalicata. La quota al totalizzatore di 22,18. Rivediamo l'arrivo con Vento da Barco che ci ha provato, quindi arrivano 2 cavalli del primo nastro nelle prime 2 posizioni, mentre al terzo Una Bomber Cup.